Sulla distribuzione idrica nella città di Canicattì interviene oggi il sindaco della città Vincenzo Corbo, affermando con una lettera ai cittadini: desidero comunicarvi un importante aggiornamento in merito alla situazione della fornitura idrica destinata al nostro comune. In occasione della riunione della cabina di regia convocata su nostra richiesta da Sua Eccellenza il Prefetto di Agrigento Salvatore Caccamo e svoltasi nei giorni scorsi, la città di Canicattì ha chiesto e ottenuto un incremento della fornitura idrica che è stata portata a circa 55 litri al secondo, cui si aggiunge la disponibilità derivante dall'utilizzo dell'acqua attinta ai pozzi che abbiamo messo in funzione nel territorio di Canicattì. Grazie a questo incremento, afferma il sindaco Corbo, i turni per la fornitura idrica sono stati ridotti a 9 giorni, circostanza che rappresenta un significativo miglioramento rispetto alle criticità che abbiamo vissuto nel passato, con turni che in alcuni casi raggiungevano i 30 giorni e che determinavano gravissimi disagi per la cittadinanza. Desidero evidenziare, continua il primo cittadino di Canicattì, che nella cabina di regia è stata discussa anche la nostra richiesta di realizzare un potenizzatore in contrada montagna che confidiamo sia accolta in tempi brevi dagli enti competenti. Desidero rivolgere il mio ringraziamento al prefetto di Agrigento Caccamo, all'assessore all'energia Di Maura, responsabile della protezione civile Cocina, per la sollecitudine e l'attenzione dimostrati nei confronti delle istanze della nostra comunità. Continueremo a monitorare la situazione e a realizzare ogni azione diretta a ridurre ulteriori turni idrici. Così conclude nel suo comunicato il sindaco di Canicattì, Vincenzo Corbo.